Droga fra i libri e nella credenza. È stato arrestato, accade a Feltre, è una persona, un uomo di 64 anni, residente in città, ci dice il Corriere delle Alpi. Poi se volete vedere i dettagli andate a pagina 23 del numero di oggi. L'uomo aveva 1350 grammi di marijuana e il GIP, il giudice per le indagini preliminari, lo obbliga alla firma. Aveva 1,350 kg di marijuana in casa, nascosta, dice il giornale, tra i libri nella credenza e tra i vari arredi dell'abitazione. La notizia, appunto, ripeto, viene richiamata anche in prima pagina del Corriere delle Alpi di oggi. L'operazione è stata portata avanti dalla sezione della mobile all'indomani di verifiche e appostamenti effettuati dal personale dopo qualche soffiata. Il 64enne residente a Feltre ma originario di fuori regione ieri è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari per rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. Il giudice ha scarcerato il 64enne feltrino, disponendo però per lui l'obbligo della presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria. L'operazione antidroga della mobile di Belluno, coordinata dal dirigente Jacopo Ballarina, è stata condotta nei giorni scorsi con l'arresto dell'uomo per detenzione a fini di spaccio. Ci sono altri dettagli, poi lascio a voi appunto la lettura della pagina del Corriere delle Alpi che ci parla di questo, ma vorrei così soffermarmi un attimo, attirare la vostra attenzione su un fatto. Questa marijuana che alcuni definiscono droga leggera, sappiamo in realtà che fa molti danni soprattutto a livello cerebrale ai giovani in particolare, che non hanno ancora una struttura fisica formata, diciamo, è più pericolosa per i giovani, può portare danni permanenti di livello psichiatrico poi, no? Che si manifestano con l'andare degli anni e comunque immediatamente, per esempio a scuola, portano un intorpidimento che impedisce anche così, la dovuta attenzione alle lezioni. Ecco, sarebbe sempre da ricordarsi che questa cosa che sembra così alternativa, così di protesta, il fatto di drogarsi, no? Ecco, ricordiamoci che facciamo solo il gioco delle mafie. Facciamo solo il gioco della mafia, che da tempo, da anni ha deciso di passare a questa attività redditizia molto di più dei sequestri, per esempio, che in passato erano gestiti nei decenni scorsi a fini di lucro. È molto più conveniente spacciare droga, è molto più conveniente essere dediti a queste cose qui. Chi usa droga fa il gioco della malavita organizzata, è giusto ricordarlo. Vi faccio vedere la prima pagina del Gazzettino di Belluno di oggi, ma siamo sull'edizione nazionale, come vedete. Guardate il titolo in centro pagina: guerra per lo spaccio a Mestre, l'ombra del clan Casamonica, collegamenti con la potente famiglia Sinti romana dietro le recenti faide. L'ombra dei Casamonica arriva anche in Veneto. Il clan capitolino, indubbiamente tra i più famosi d'Italia, avrebbe sviluppato un ramo del suo albero genealogico proprio a nord-est. I carabinieri di Venezia infatti stanno indagando su una pista che porterebbe appunto alla famiglia Sinti romana per l'episodio di 2 auto incendiate a Marghera a colpi di Molotov una settimana fa. Gli investigatori avrebbero trovato dei contatti sospetti tra i coinvolti e un componente dei Casamonica. C'è un approfondimento corposo a pagina 11 del Gazzettino sul Nazionale. Vi mostro solo così il titolo: come parte l'ombra del clan Casamonica sullo spaccio di droga a Mestre. C'è la foto delle macchine, delle auto incendiate e sembra che l'incendio vada attribuito alla faida che è stata scatenata, che si è attivata insomma dalla presenza di questo clan anche in Veneto. Lasciamo agli inquirenti fare luce su questi fatti. Certo, sono cose estremamente inquietanti, ma ripeto, dovrebbero anche ricordarci che prima di tutto noi,
quando qualcuno di noi, i nostri ragazzi, oppure no, quest'uomo di 64 anni, compra, diffonde, usa anche, diciamo, semplicemente, ma semplicemente non è, le canne, si fa il gioco di tutto questo, ok? Sulla prima di Belluno la notizia della fusione tra BIM GSP e BIM Infrastrutture. Chi segue le vicende di questo del consorzio e delle aziende adesso collegate da questo gemmate, insomma, dirà ancora perché insomma il mosaico si è suddiviso negli anni, poi si è ricomposto e intanto si è passati per debiti multimilionari, per ricomposizioni a spese anche dei cittadini, insomma non una storia proprio specchiata questa del nostro consorzio BIM e delle aziende collegate, no? Acqua ed Energia, una società unica, BIM GSP e BIM Infrastrutture, hanno dato il vita alla SIB, un altro nome che dovremmo cercare di ricordare, Servizi Integrati Bellunesi, quindi acqua ed energia insieme. Sarà il nuovo colosso pubblico, il via dal 1° gennaio, patrimonio iniziale di 117 milioni di euro, obiettivo rendere la provincia il più possibile autonoma. Nasce il colosso pubblico che gestirà acqua, depurazione ed energia con l'obiettivo di buttarsi nel settore delle rinnovabili, arrivando perfino a mettere delle turbine nelle tubature degli acquedotti. Bellissimi progetti, eh? Investimenti e innovazione sono la mission, contando su un patrimonio di 117 milioni di euro. Si chiamerà Servizi Integrati Belluno e sarà operativo dal 1° gennaio 2025. Un settore strategico che vuole attirare le menti più brillanti in tema di energia. Sarà creato un gruppo per studiare un futuro energetico sostenibile sia economicamente che ambientalmente, rendendo il più possibile autonoma la provincia. Ecco, appunto, detto così è tutto molto bello, speriamo che lo sia, ci auguriamo che lo sia, speriamo che non vengano combinati guai, come sono stati combinati in passato nel settore dell'acqua in particolare, con quel disastro del debito di 90 milioni di euro accumulato in soli 10 anni in provincia di Belluno, e ancora adesso ne facciamo le spese con una provincia che è tra quelle messe peggio in Italia come qualità degli acquedotti, proprio perché non sono state fatte le manutenzioni, perché non c'erano neanche i soldi e la società ha rischiato di fallire nonostante gli aumenti delle bollette, eccetera. Quindi speriamo bene, ecco, insomma, io credo che sia lecito chiedere a questi nostri amministratori, che poi fa capo ai sindaci, insomma, di guardare bene le carte, di non fidarsi soltanto di quello che magari viene così passato dall'amministratore oppure dalla corrente politica. Bisogna guardare bene le carte perché qui si possono anche far danni grossi, è già successo. 1 chilo di droga nel soggiorno tra credenza e libri è il lancio in prima pagina dell'approfondimento che c'è anche qui. Prima l'abbiamo letto dal Corriere delle Alpi su questa vicenda dell'arresto di questa persona di 64 anni di Feltre. La polizia gli ha trovato anche un bilancino elettronico, dice il titolo. Una frana riporta alla luce il ghiacciaio del Pelmo. Beh, insomma, non è che sia proprio così, l'avevamo anche approfondito tempo fa sull'Amico del Popolo. Si sa che sopra una certa quota, al di sotto dei ghiaioni, c'è ghiaccio. C'è ghiaccio e se le frane portano via il ghiaione, riemerge questo ghiaccio. Insomma, è così su tutte le Dolomiti sopra i 2005, mi pare. Lo scomparso ha prelevato con il bancomat, risolto il giallo del padovano scomparso lontano centinaia di chilometri mentre lo cercano ad Anta, questo in prima sul Gazzettino, approfondimento a pagina 11. Natale in ballo la ruota panoramica e Belluno rivoluziona lo stadio, partito il cantiere. Qui vi faccio vedere come sarà poi la zona dello stadio, sempre prendendo dal Gazzettino. Da Gosaldo a Ca' Foscari, sesta laurea con 110 e lode. Parliamo di una signora, di una donna che si chiama Viviana Pongan, è nata nel 1957, originaria di Gosaldo ed è alla sua sesta laurea. Feltre, gioco d'azzardo sempre più malati, l'emergenza adesso è su internet, questa va letta, almeno il lancio, perché si tratta di un fenomeno gravissimo che è una vera piaga sociale in provincia di Belluno. Vi ricordo, l'anno scorso abbiamo pubblicato un'intervista, vi ricordo che i SERT della provincia di Belluno, i servizi per le dipendenze,
sono attrezzati anche per contrastare questa dipendenza, la dipendenza dal gioco, che è una vera malattia. Sono 47 le persone che si sono rivolte al Dipartimento per le dipendenze dell'ULS 1 nel 2023 per problemi correlati al gioco d'azzardo. Il sommerso, soprattutto dei giocatori online, è molto consistente. La sfida dell'azienda ospedaliera è quella di far emergere e curare anche quella quota di giocatori patologici, cioè il sommerso, cioè quelli che non si rivolgono, che non chiedono aiuto, eppure ne hanno molto bisogno. Allora, la prima pagina, la prima apertura del Gazzettino, se sfogliamo, è appunto dedicata alla fusione della società per acqua ed energia, però volevo farvi vedere, stando un po' più leggeri, quello che sarà la forma di Piazzale della Resistenza dopo che sarà modificato. Parliamo del piazzale davanti allo stadio di Belluno, ma cambierà volto anche la, diciamo, bruttina facciata dello stadio che dà sul piazzale. Spesso le facciate degli stadi sono piuttosto brutte. Restyling del polisportivo, tagliati 30 posti auto per rifare anche la piazza. L'assessore Roccon presente alle operazioni di scarico materiale per dare il via al cantiere. A lavori ultimati la riduzione dei posti auto sarà soltanto di 14, andranno anche tagliate alcune piante, però come vedete dall'immagine sarà tutto messo un po' in ordine. Adesso lì è un po' un caos, insomma sarà creata anche un'area di rispetto per i pedoni, di accesso allo stadio, che adesso manca, e effettivamente ci sono dei rischi, insomma, per l'incolumità anche delle persone. Tutto sembra che sia destinato a diventare più ordinato e gradevole anche a vedersi. Torno sul Corriere delle Alpi, dove eravamo fermi a questa notizia su Feltre, per sfogliare all'indietro da qui il giornale, e vi faccio vedere in particolare un paio di pagine con approfondimenti, così che mi pare importante segnalarvi che ci sono. Dunque vediamo un attimo se riesco ad arrivarci, perché qui c'è tutta questa parte. Eccolo qua. Pagina 19, appunto il titolo sulla vicenda della fusione di GSP Infrastrutture, i soldi delle reti gas per rinnovabili e sede. Però qui, rispetto ai toni trionfali del Gazzettino, c'è per esempio un primo dubbio. Belluno vota contrario, vuole incidere sull'uso dei 48 milioni. La nuova società si occuperà, come abbiamo detto, di servizio idrico e di energie. La replica a Bavasso, mai dato un parere, scontro a Palazzo Rosso sul voto di De Pellegrin da socio del consorzio BIM. La minoranza e la Grua chiedevano conto degli indirizzi sui 48 milioni, da risolvere anche lo storico nodo delle quote dei comuni soci. Il tesoretto è già destinato, il sindaco tutto da decidere. Insomma, la pagina che ci offre il Corriere mette in luce anche le problematiche legate alla scelta di cui vi abbiamo detto. Razzia di trote marmorate sono un problema dal punto di vista ambientale. I cormorani vanno contenuti, appello di provincia e pescatori, ma entrambe le specie sono protette dall'Unione Europea. Nel bellunese 200 esemplari mangiano oltre 600 grammi di pesce al giorno, quindi capite che le povere trote non hanno vita felice. Importante notizia: università, il comune dà la sede per informatica perché offre le sale del Bembo. Dal consorzio di BIM arriveranno fondi per le tecnologie. Il corso di informatica è sempre più vicino, manca solo l'accreditamento per accogliere gli studenti da settembre 2025, quindi manca poco, insomma, ecco. Per quanto riguarda la salute, vi segnalo a pagina 14 l'approfondimento del Corriere delle Alpi sul virus sinciziale, quello che provoca le bronchioliti soprattutto dei bambini, dei neonati. In Veneto si parte con le vaccinazioni, non sono obbligatorie. Ogni inverno 900 ricoveri in regione per bronchiolite, colpiti specialmente i bambini più piccoli. L'anticorpo monoclonale per i neonati viene offerto gratuitamente e su base volontaria. Era un'altra delle notizie che mi premeva un po' mostrarvi. E poi questa, culle sempre più vuote in Italia, record negativo per le nascite. Nel 2023 c'è un ulteriore calo del 3,4%, sono numeri pazzeschi, 3,4% in meno in un anno. Sono nati in Italia
13.000 bambini in meno, anche gli stranieri fanno meno figli mentre sale l'età delle nuove mamme. Capite che l'emergenza popolazione veramente in Italia è al primo piano. Purtroppo non è solo in Italia, c'è una tendenza generale che non può che far riflettere e anche preoccupare. Il titolo di apertura sul Corriere delle Alpi è appunto sull'Università al Bembo e la foto se la merita il Cormorano, in uno scatto bello e terribile del cormorano che si ingoia una trota, in questo caso nel lago di Centrocadore, e i pescatori protestano. Mi fermo qui, vi auguro una buona giornata, vi auguro di seguire così, di avere il tempo di dare un'occhiata al nostro www.amicodelpopolo.it oppure seguiteci anche su Radio Piave. Ciao a tutti e grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa di Radio Piave in blu, condotta da noi giornalisti dell'Amico del Popolo. Un abbraccio da Luigi Guglielmi.